Si è svolta la manifestazione Coffee Show Latte Art 2011 rivolta agli operatori del settore. A questo evento ha partecipato il campione italiano di latte art Andrea Antonelli, il quale si è cimentato nella realizzazione dei cappuccini decorati. Lo scopo del meeting è quello di fornire un training formativo agli addetti del settore bar per migliorare la professionalità degli operatori, venendo incontro alle esigenze di un cliente sempre più informato e alla ricerca di nuove tendenze. Tra gli argomenti trattati l'importanza dell'accoglienza nei pubblici esercizi, la storia e le tipologie e la produzione del caffè, il caffè delle terre dell'Eutanenga, Show Food del 2002, la regola delle 5M, la manutenzione della macchina da caffè. A fare da cornice al Coffee Show Art 2011 numerose associazioni di categoria riguardanti i pubblici esercizi, le quali hanno dato delucidazioni in merito ai loro corsi. Si sono esibiti in esecuzioni di flambage, flair bartending, preparazione cocktail, degustazione vini accompagnati dalle cornie, al caffè offerte dalla pasticceria Brancato. La confraternita della Sciabola d'Oro ha inaugurato l'evento con l'apertura spettacolare di un rinomato champagne. Il servizio hostess e il servizio sala è stato garantito dagli alunni dell'Istituto Alberghiero di Siracusa Federico II e dell'Istituto Alberghiero di Lentini Alfio Moncata, coordinati dai professori Vincenzo Moncata e dal professore Bongiovanni Gaetano.